A cosa serve una nuova pista ciclabile inaugurata in pompa magna pochi giorni fa, se poi il ponte per arrivarci non è sicuro e presenta anche diverse barriere architettoniche? Se lo ha chiesto il campione olimpico di Atlanta 96 Daniele Scarpa, da sempre insieme alla moglie Sandra Truccolo, anche lei campionessa paraolimpica, in prima linea per sottolineare l'esigenza di una città più accessibile. Stiamo cercando di sensibilizzare le amministrazioni e la Sandra affinché quanto prima, ma immediatamente, si posizioni questa pista ciclabile che permetta, come potete vedere nei video, l'accesso e soprattutto togliere questa pericolosissima passaggio di 4 corsie che sono inutili su quel ponte. Stiamo parlando in questo caso del ponte che collega Cavallino Treporti a Jesolo, località che in stagione balneare conta su 6 milioni di turisti all'anno. Il campione olimpico ad Atlanta 96 ha girato dei video che documentano la pericolosità della viabilità. Careggiate si intersecano a 2 corsie e non c'è un minimo di sicurezza per sia pedoni che le persone che in bicicletta o qualsiasi altro mezzo a pedali vogliono transitare. Alcune mancanze sono basilari. Mancano segnali di attraversamento e le macchine corrono, quindi quanto prima si prega gli amministratori, sia il comune di Cavallino che il comune di Jesolo, a mie spalle, di intervenire in questa situazione che è alquanto grave. Non c'è più tempo da perdere. Il morto c'è già scappato, se ne aggiungono altri alla lista e sarebbero sulla coscienza di tutti. Allora è buona riflessione. Prossima tappa della crociata di Daniele e Sandra, l'accessibilità dei ponti del centro storico di Venezia.